Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ultimata la graduatoria regionale dei percettori di mobilità in deroga, l'elenco riguarda 24.000 cittadini calabresi. Adesso si attende che l'INPS si attivi per il pagamento delle spettanze arretrate. Clamoroso annuncio del sindaco di Paola Roberto Perrotta: sono pronto a dimettermi se continueranno a prenderci in giro per l'ospedale San Francesco. I cittadini paolani meritano rispetto. La disavventura di un'insegnante costretta ad una lunga odissea nel pronto soccorso dell'ospedale di Cetraro. È sempre più difficile raggiungere la costa tirrenica da Cosenza, lunghe code attese interminabili per via dei semafori che costringono gli automobilisti a snervanti soste. Il Movimento 5 Stelle si candida a rappresentare le istanze dei sindaci della Locride per disegnare un futuro certo per la statale 106 Ionica, iniziativa alla presenza dei sindaci del comprensorio, stanchi degli impegni disattesi. L'ha conosciuta su Facebook, l'ha invitata a Rosarno dove l'ha sequestrata e violentata per 2 settimane. Protagonisti della brutta storia una ragazza inglese, un cittadino del Burkina Faso e 2 suoi amici. Un giovane di 28 anni è morto la notte scorsa da Mantea investito da un furgone sulla statale 18, il decesso è avvenuto sul colpo. Si ritroveranno domani in campo al Marulla Cosenza e Rende per la stracittadina dal sapore antico, Catanzaro e Regina in cerca di punti salvezza contro Fondi e Acragas. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque è stata completata la banca dati degli ammortizzatori sociali, lo rende noto la Regione Calabria. Il bacino calabrese costituito da 24.000 unità. A giorni la stipula per procedere al pagamento delle mensilità arretrate. Sono 24.000 i percettori di ammortizzatori sociali in Calabria, li ha censiti l'INPS, che ha informato la Regione di aver completato la banca dati dopo un lungo scaricabarile di responsabilità tra l'Istituto Nazionale di Previdenza e gli uffici della cittadella catanzarese. Finalmente si chiude la lunga fase burocratica con la stipula nei prossimi giorni delle convenzioni che permetteranno il pagamento delle residue mensilità riguardanti i tirocini informativi avviati in attuazione delle manifestazioni di interesse pubblicate nel 2017, una storia che, come gran parte delle storie calabresi, era nata con le migliori intenzioni, un'avanguardia italiana. Nei fatti però ci si è impantanati nel percorso amministrativo a danno dei tirocinanti per mesi senza sussidio, nonostante le proteste vibrate. Oggi un comunicato ufficiale della Regione con cui si ribadisce, è scritto testualmente, l'importanza del completamento di tale complesso adempimento richiesto da anni dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Istituto Previdenziale, che garantisce il massimo livello di efficacia gestionale e di trasparenza dell'attività amministrativa e di uso delle risorse pubbliche, resosi possibile grazie al notevole impegno organizzativo del Dipartimento in piena sinergia con la direzione regionale dell'INPS Calabria. A Paola adesso per il clamoroso annuncio del sindaco Perrotta che dice: sono pronto a dimettermi se continueranno a prenderci in giro per l'ospedale San Francesco. Sentiamo. Questo è l'ospedale San Francesco di Paola, un tempo presidio sanitario che garantiva, seppur tra mille difficoltà, le istanze di sanità del territorio. Già un tempo, oggi non è più così. Qualcosa ha smesso di funzionare, o meglio, con il passare dei giorni, la struttura si impoverisce sempre più. Situazione quindi inaccettabile. Allora accade che il sindaco Roberto Perrotta, stanco del continuo tira e molla di impegni assunti ma mai attuato, ha minacciato di rassegnare le dimissioni. Sono pronto a lasciare perché è la terza volta che i cittadini paolani mi hanno dato fiducia. Forse è la volta in cui ancora di più sento il peso di questa fascia, perché fare il sindaco è un grande onore, però la fascia deve essere rispettata, il patto con i cittadini deve essere rispettato. Chi sovraintende alle amministrazioni locali deve avere il coraggio di dire la verità, di raccontare come stanno le cose. Il primo cittadino sente puzza di bruciato. Nella sanità del Tirreno Cosentino nulla è chiaro, definito, certo. Dal momento che non vengono sostituite le persone che vanno in pensione o che vengono trasferite, l'ospedale si chiude da solo, e questo è una forma di vigliaccheria che non ci possiamo consentire.
ognuno di noi nell'espletamento del proprio lavoro fa delle scelte e si assume delle responsabilità. Io non accetto più di essere trattato come qualcuno a cui non si può dire la verità assoluta. Ce la dicessero una buona volta per sempre e ne trarremo le conseguenze. Lunedì potrebbe essere il giorno utile per chiarire una volta per tutte la situazione, visto che ci sarà un incontro nella sede dell'ASP di Cosenza. Ebbene, se non dovessero arrivare soluzioni concrete, non è escluso che per Rottalasci. E da Paola a Castrovillari per la manifestazione in difesa dell'articolo 32 della Costituzione e del diritto alla salute, il corteo organizzato dal Movimento 5 Stelle. In corteo per difendere il diritto alla salute, circa 200 persone hanno partecipato a Castrovillari alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle. La salute, è stato sottolineato, è un diritto garantito dall'articolo 32 della Costituzione. Il corteo è partito da Piazza Municipio e si è concluso nei pressi dell'ospedale cittadino. Presenti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, Francesco Sapia, Francesco Forciniti, Elisa Scutellà, Massimo Misiti e Rosa Silvana Abate, nonché una folta rappresentanza di consiglieri comunali della città del Pollino. Siamo voluti scendere, hanno spiegato i pentastellati, in difesa del diritto alla salute, troppe volte piegato agli interessi di pochi in questa nostra regione. Tutti dovevano sentirsi in dovere di partecipare alla manifestazione, poiché il diritto alla salute non ha colore politico e territorialità, ma appartiene a tutti indistintamente. Nei pressi del nosocomio cittadino, l'agora pubblica con tutti i cittadini e le associazioni sulle azioni concrete per risolvere i tanti problemi che riguardano lo SPOC di Castrovillari, che ad oggi non vede ancora attivi i servizi essenziali previsti dalla normativa regionale. E sempre a proposito di sanità, si reca al pronto soccorso di Cetraro per una grave allergia agli occhi, ma comincia una vera e propria odissea. È la stessa protagonista, Francesca Rennis, che racconta quanto accaduto ai nostri microfoni. La stessa ha inviato una lettera alle autorità sanitarie. Ecco in quali condizioni Francesca Rennis si è presentata sabato scorso al pronto soccorso di Cetraro. Pensava di trovare sollievo, invece per lei è cominciata una vera e propria disavventura. Nel pomeriggio ho incominciato ad accusare un disturbo agli occhi, una congiuntivite, però veramente galoppante. Ho resistito. Intorno alle 9:30 abbiamo deciso con mio marito di andare al pronto soccorso. Vengo trattata con un medicinale che però non viene trascritto sul verbale. Questo percorso è durato 3 giorni in pratica. Ho saputo dall'infermiera che me lo ha somministrato che era l'Oxycin, anche perché io chiedevo di sapere se era il medicinale che mi aveva provocato un'allergia. Allergia che mi ha costretto la mattina successiva a correre nuovamente al pronto soccorso. Al danno si è aggiunta la beffa di dover pagare un conto salato. La prima volta codice verde 25 euro. La mattina successiva ugualmente codice verde, nonostante io mi fossi presentata con un occhio enorme. Successivamente lunedì la visita dallo specialista 45 euro. Quando io ho chiesto che se avessi avuto direttamente la visita oculistica il sabato, il costo sarebbe stato semplicemente di 45 euro, quindi è stato raddoppiato. L'insegnante e giornalista ha deciso di scrivere una lettera denuncia indirizzata alle autorità sanitarie. Questo codice verde deve essere equiparato a livello nazionale, quindi deve essere riportato a livello gratuito. È solo il codice bianco che deve essere a pagamento. E poi il fatto che ci sia una deontologia da parte del medico che si appresta al malato, perché è una cosa di cui io ho avuto modo di constatare che in entrambi i verbali non c'è la mia narrazione, ma solo quella ufficiale, che in pratica in qualche modo salvaguarda il medico da eventuali ricorsi. E dai problemi della sanità ai problemi della viabilità, è sempre più difficile raggiungere la costa tirrenica da Cosenza, lunghe code sulla statale 107 e attese interminabili per via dei semafori.
Raggiungere la costa tirrenica da Cosenza è una vera e propria odissea. Va bene la sicurezza, ma i lavori non possono essere interminabili. Il problema è questo: muoversi percorrendo la 107. Bisogna mettere in conto lunghe code e attese per via dell'immancabile semaforo. Sempre lo stesso, e nello stesso tratto di strada. Prima che scatti il verde, hai voglia di aspettare. Le cose non cambiano se si sceglie l'itinerario via autostrada. Anche qui, il primo intoppo è tra Cosenza e Altilia, corsia unica e traffico sostenuto. Traduzione? Si procede a passo di lumaca. Vabbè, passi per la A2 che continua a regalare il modello quasi finito ai calabresi. Ma ha imboccato lo svincolo per Farerra in direzione a Mantea. Beh, c'è il semaforo in agguato nei pressi di Corica. Ormai fa parte del paesaggio, anche qui. Inutile evidenziare, cioè, che accade la stessa identica cosa. Interminabili attese rappresentano l'attrazione più grande. Insomma, per qualche ora da dedicare al mare occorre munirsi di santa pazienza. La domanda è d'obbligo: possiamo immaginare in una situazione come questa che si possa parlare di turismo? Il guaio è che nonostante le lagnanze e le promesse dei vari chi di competenza, non è cambiato ancora nulla. Il Movimento 5 Stelle si candida a rappresentare le istanze dei sindaci della Locride per disegnare un futuro certo per la statale 106. Statale 106 Ionica, quale prossimo futuro per la nuova arteria? Stamattina il senatore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Fabio Auddino ha incontrato il sindaco di Ardore Giuseppe Grenci e il presidente del comitato dei sindaci della Locride Rosario Rocca, che è primo cittadino di benestare. I due sindaci hanno ribadito la necessità che riprendano i lavori per garantire un importante servizio agli altri paesi del comprensorio. Finora, lo ricordiamo, la nuova 106 Ionica si ferma a Locri. Serve assolutamente il completamento dell'infrastruttura fino alle porte di Reggio Calabria. Questo sit-in, diciamo così, ha come scopo di sollecitare un momento di chiarezza da parte delle istituzioni proposte, dell'ANAS e della Regione Calabria, sulla mancata realizzazione di questo tratto, di questa importante arteria che dovrebbe congiungere Palizzi fino a Locri. Doveva essere l'ultimo tratto del secondo lotto, se non vado errato, delle varianti della 106 degli abitati da Marina di Gioiosa ad Ardore. Da anni è calato un silenzio che non possiamo accettare. Chiediamo con determinazione che venga fatta chiarezza anche su questa questione, si ricominci a parlare, si rifaccia il punto della situazione. Disponibilità a capire quali sono le eventuali problematiche che meritano una soluzione veloce. Capirò subito, già stamattina, vediamo un po' quali sono anche le possibili soluzioni a questa questione che, diciamo, lega la 106 con la nuova 106 e cercare di capire quali saranno i prossimi passi da mettere in atto per sistemare il tutto. La cronaca adesso, una brutta storia di violenza che arriva da Rosarno, dove una ragazza inglese è stata sequestrata e violentata da un ragazzo del Burkina Faso che aveva conosciuto su Facebook e da due amici del giovane. Sentiamo. Un immigrato originario del Burkina Faso è stato arrestato a Rosarno perché responsabile di gravissimi reati: violenza sessuale aggravata e continua, sequestro di persona, appropriazione indebita di ingenti somme di denaro ai danni di una donna inglese che dopo averlo conosciuto in Germania se n'era innamorato. Yallou Momudou, 37 anni, finito in manette ed è in carcere grazie alla celerità e alla tempestività con la quale hanno agito gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Gioia Tauro. L'arresto è stato eseguito nella notte fra martedì e mercoledì dopo una segnalazione alla sala operativa di Gioia dall'Interpol di Roma e dalla National Crime Agency britannica, secondo la quale una donna di nazionalità inglese di 39 anni era stata sequestrata e tenuta prigioniera in un appartamento di Rosarno. Da Gioia Tauro si erano subito mosse alcune pattuglie della sezione investigativa, mentre la donna, in contatto telefonico, dava una generica indicazione dell'appartamento nel quale era tenuta segregata e nel frattempo, proprio su input dei poliziotti italiani, era riuscita ad abbandonare l'appartamento al piano terra vicino alla stazione ferroviaria di Rosarno e proprio nei pressi dello scalo ferroviario era stata localizzata dagli uomini in divisa che, avuta certezza della sua identità, hanno fatto irruzione in quella che
che era stata per diverse settimane la sua prigione, arrestando il cittadino del Burkina Faso. L'immigrato è stato portato nel carcere di Arghillà, Reggio Calabria, dove ieri il GIP di Palmi ha convalidato l'arresto. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. È stato investito da un furgone sulla statale 18 ad Amantea nel Cosentino. L'incidente è nella notte in cui ha perso la vita un 28enne. Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso. Sul posto i vigili del fuoco e la Polstrada, che ha eseguito i rilievi e ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Aveva ricavato 2 vani nel sottotetto di casa per coltivare marijuana in vasi. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Mirto Crosia nel Cosentino con l'accusa di produzione e detenzione di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno sequestrato 7 piante dell'altezza di circa 1 metro, alcuni contenitori con foglie già essiccate e materiale per il confezionamento. Aveva rubato un'auto assieme ad un complice, ma per sfuggire all'inseguimento di una volante della polizia ha abbandonato il mezzo sulla strada ed è stato investito da un'altra vettura nei pressi di Feroleto Antico. L'uomo è stato soccorso dalla polizia e trasportato in elisoccorso nell'ospedale civile di Catanzaro. Il complice invece è riuscito a darsi alla fuga ed è ricercato. Si sono picchiati durante la partita dei figli impegnati in una gara tra Pro Cosenza e il Marca del campionato regionale calabrese giovanissimi. Per questo sono stati sanzionati dal questore Giancarlo Ponticchio con un daspo. Aveva nel borsello 6 cartucce calibro 22, un passeggero in transito all'aeroporto di Lamezia Terme. Un italiano residente in Belgio è stato denunciato dalla polizia in stato di libertà. E ancora una notizia di cronaca: rapina all'ufficio postale di Lamezia Terme, bottino da 100.000 euro. Secondo quanto si è appreso, in azione 2 persone col volto coperto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. A Cerisano adesso, dove è stato presentato il cammino di San Francesco di Paola, denominato la Via dell'Eremita. Si tratta di un percorso religioso ma anche turistico. Il prossimo 29 aprile partirà da Paterno Calabro il cammino di San Francesco di Paola, denominato la Via dell'Eremita. Frequentando le montagne calabresi, soprattutto le zone delle preserre cosentine e della catena costiera, ci imbattevamo sempre in quei luoghi che ci riportavano a San Francesco. Quindi abbiamo riproposto in chiave contemporanea il percorso che fece San Francesco da giovane, quindi la via del giovane da San Marco Argentano a Paola, e poi la via dell'Eremita che collega Paterno a Paola. Paterno è stato il primo convento eretto in vita da San Francesco di Paola. Le tappe e i particolari del cammino sono stati illustrati nel corso di un incontro che si è tenuto nella chiesa del Carmine di Cerisano. Paterno è il luogo in cui Francesco si ritira in preghiera prima di partire per la Francia, quindi è un percorso un po' all'inverso, partire da Paterno, che è il cuore delle Serre, della nostra forania delle Serre, stile proprio di Francesco di Paola, e arrivare a Paola, il luogo da dove tutto è iniziato tanti anni fa nella sua spiritualità, e quindi è un sentirci uniti in quello che è il patrono della Calabria, partendo proprio dalle Serre, toccando buona parte dei paesi delle Serre cosentine. La Via dell'Eremita è un percorso di 62 km che arriva a Paola dopo 3 giorni e 2 soste intermedie a Cerisano e a San Fili. Il cammino dunque, oltre al significato spirituale, culturale e sociale, si pone anche l'obiettivo di promuovere il turismo sostenibile e di qualità, soprattutto nelle zone rurali e nelle destinazioni meno note, che ancora oggi conservano tradizioni e caratteristiche identitarie. Noi speriamo che attraverso queste attività, attraverso queste manifestazioni, ci sia l'opportunità per i nostri territori di essere conosciuti sempre più, di fare rete. Intanto noi sindaci siamo qui, la loro presenza dei sindaci di Mendicino, di Paterno, di Caroleto testimonierà e testimonia la scommessa che speriamo possa essere vincente, quella di avere tanti visitatori non solo nel prossimo cammino che sarà a fine mese, ma durante tutto l'anno, perché si prova a fare anche marketing territoriale, si prova a fare promozione, si prova anche attraverso queste attività a creare opportunità di sviluppo per i nostri territori. Domani la tradizionale fiera di San Lucido, obiettivo rilanciare il turismo del territorio.
Alessandro Paletta dell'associazione Visit San Lucido, domani un appuntamento importante e tradizionale con la fiera che vi consentirà di raggiungere un obiettivo che è quello della promozione e valorizzazione del Borgo del Tirreno. Sì, siamo alla terza edizione quest'anno, per fortuna ogni anno questa manifestazione cresce con l'entusiasmo di tutte le strutture ricettive, le associazioni, tutte le persone comunque di San Lucido che ci aiutano a creare questo evento che è diventato di fondamentale importanza per noi, appunto per la propaganda turistica del paese. La stagione deve iniziare comunque a partire da questa fiera, così da cercare di aumentare il flusso turistico anche nei mesi di giugno, maggio, settembre, oltre al classico mese di agosto che abbiamo già tutto pieno. Mare, montagna, servizi, è su questo, no, che San Lucido fa forza, fa leva per attrarre turisti che arrivano da tutto il mondo. Sì, tanto turismo estero si sta incrementando in questi anni, quindi la nostra forza è appunto il mare a 2 minuti e la montagna a 10 minuti, quindi sono nate tante associazioni che fanno scoprire ora anche la montagna, Forre del Tirreno, in motorbike, che riescono a far vivere la montagna nella sua bellissima comunque prospettiva. Sul mare abbiamo tanti servizi con gli sport acquatici, dei tour comunque notturni che fanno vedere San Lucido anche da lontano. La pagina sportiva con gli impegni delle squadre calabresi di calcio. Un gol di Gianluigi Lentini, una firma d'autore nella prima stracittadina con il Rende a pochi mesi dalla caduta dei rossoblù negli inferi, dopo la cancellazione del Cosenza Calcio 1914. In verità era una trasferta per i biancorossi, sconfitti ma in partita fino al penalty conquistato e trasformato dall'ex azzurro. Qualche mese più tardi andò diversamente con i lupi sconfitti in casa dal Rende di Franco Giugno e Bruno Trocini, lanciato verso la Serie C. Un salto in avanti di 14 anni ci porta dritti verso la sfida di domani. Punti importanti in palio per Braglia e Trocini in un finale di campionato che è per entrambi un trampolino di lancio verso il lungo, si spera, torneo playoff. È una squadra pericolosa, specialmente fuori casa. Perdono a casa, vanno a vincere fuori. E mi sembra che più o meno anche noi si pareggia. E poi si vince fuori, facciamo le stesse fatiche, gli stessi problemi più o meno ultimamente che abbiamo noi e loro. Cioè, noi dobbiamo cercare di fare una grande partita, di vincere. Nessun riferimento tattico nelle 2 conferenze stampa pre-gara, emerge la consapevolezza della difficoltà di un match che ci si attende equilibrato tra 2 squadre diverse ma dal cammino simile. È una partita importante, ci servono punti per provare a entrare nei playoff, certamente sarà una partita difficile e sentita. Le sensazioni sono buone, la squadra sta bene, ha grande voglia di invertire un po' il trend delle ultime settimane. Affrontiamo una squadra forte, una squadra che è in salute, però siamo convinti di poter far bene. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Continua la fase stabile e molto mite sull'Europa centro-occidentale e sul centro-nord Italia. Nelle prossime ore, con l'ulteriore aumento delle temperature su alcune aree del nord Italia, si assaporerà il primo assaggio estivo, grazie alla presenza di un vasto anticiclone di origine africana. Mentre sulla nostra regione continuerà una fase stabile in un contesto di clima gradevole, con possibili ma deboli disturbi pomeridiani, che potrebbero causare qualche occasione soprattutto sulle aree montuose e zone limitrofe. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domenica, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili fenomeni. Temperature in leggero rialzo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Domenica il Mar Tirreno calmo con venti a regime di brezza, il Mar Ionio poco mosso con venti deboli dai quadranti meridionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.